Buonasera, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Vorrei condividere con voi un pezzo del libro di Isaia, lo stesso che ho condiviso per chi era presente nella riunione sabato scorso, Isaia 1, da 11 a 17. Che mi importa dei vostri numerosi sacrifici, dice l'Eterno. Io sono sazio di olocausti e di montoni del grasso di bestie ingrassate. Il sangue dei torelli, degli agnelli e dei capri io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi davanti a me, chi vi ha chiesto di calpestare i miei cortili? Smettete di portare oblazioni inutili. L'incenso è un abominio per me. E quanto ai noviluni, ai sabati, al convocare riunione, io non posso sopportare l'iniquità unita all'assemblea solenne. I vostri noviluni e le vostre feste stabilite, l'anima mia le odia, sono per me un peso che sono stanco di portare. Quando stendete le mani, io distolgo gli occhi da voi, anche quando moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni. Smettete di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Qui il testo si tratta di un popolo che, nonostante offriva a Dio i culti con una frequenza stabilita, non vivevano d'accordo con quello che tra virgolette predicavano nei culti, nelle assemblee solenni. E Dio dice che rifiuta il loro culto perché loro non vivevano d'accordo con quello che Dio aspettava da loro. Questa sera siamo qui per offrire culto a Dio, ma più di questo, quando usciamo dobbiamo anche vivere dallo stesso modo in cui predichiamo, alla stessa maniera in cui lodiamo a Dio. Dobbiamo portare il nostro culto lunedì, martedì, mercoledì e così via. Non basta offrire un culto a Dio, dobbiamo vivere per Dio. È per questo che siamo qui, che possiamo dimenticare per circa un'oretta i nostri problemi, oppure portate a Dio i vostri problemi in preghiera, che il nostro cuore possa offrire a Dio un culto come si deve, al modo in cui Lui si aspetta che lo facciamo. Preghiamo. Grazie Signore per questa nuova opportunità che abbiamo di offrirti culto, Dio. Siamo qui come fratelli in Cristo Gesù per aiutarci a vicenda, per insieme lodarti, onorarti e imparare la sua parola, Padre. Che tu possa parlare al nostro cuore stasera. In nome di tuo Figlio amato Gesù. Amen. Amen, Chiesa. Chi qui ha voglia di offrire un bel culto al nostro Signore? Vi invito, alzatevi in piedi e lodare il nostro Signore, che possiamo cantare a Lui. Questo è il momento in cui possiamo farlo. Soffia forte, in acqua io non affogherò. Il vento soffia forte,
nelle tue mani sono al sicuro. Soffia forte, in acqua io non affogherò. Il vento soffia forte, e le tue mani sono al sicuro. Non mi guida quello che vedo, ma seguo solo quello che credo. Sto guardando alle circostanze, guarderò il tuo amore. L'allegria del Signore è la nostra forza. 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 Vediamo il vento soffia forte. Soffia forte, e in acqua io non affogherò. Vento soffia forte, nelle tue mani sono al sicuro. Non mi guida quello che vedo, ma seguo solo quello che credo. Non sto guardando alle circostanze, io guardo al tuo amore. L'allegria del Signore è la nostra forza. 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 Questa allegria non può mai finire. Questa allegria non può mai finire. Questa allegria non può mai finire. Dentro al nostro cuore l'allegria del Signore. L'allegria del Signore è la nostra forza. L'allegria del Signore è la nostra forza. L'allegria del Signore è la nostra forza. Chiesa, solo la Chiesa. L'allegria del Signore è la nostra forza. L'allegria del Signore è la nostra forza. Cantiamo insieme. Amen. Andiamo al nostro Signore con gioia, perché il nostro Dio merita la nostra lode. Amen. Stasera abbiamo l'opportunità di dichiarare che il nostro Signore è prezioso, il nostro Signore è meraviglioso, che possiamo capire che dobbiamo fare della nostra vita una vita consegnata al nostro Signore, non solo i sabati o le domeniche, ma tutta la nostra settimana, tutto il nostro mese, dal momento in cui ci svegliamo al momento in cui andremo a letto, che siano tutti momenti dedicati al nostro Signore. Potrei mai offrirti per tutto ciò che sei, tutto ciò che io lo verso ai piedi tuoi. Non importa quanta cosa
Diamo lode al nostro Signore, amen. Che Lui è meraviglioso. Gesù, Re di gloria, io apro il mio cuore a te, io apro il mio cuore a te per fare entrare in Re. Gesù, Re di gloria, io apro il mio cuore a te, io apro il mio cuore a te per fare entrare in Re. Gesù, Re di gloria, io apro il mio cuore a te, io apro il mio cuore a te per fare entrare in Re. Gesù, Re di gloria, io apro il mio cuore a te, io apro il mio cuore a te per fare entrare in Re. Gesù, Re di gloria, io apro il mio cuore a te, io apro il mio cuore a te per fare entrare in Re. Gesù, Re di gloria, io apro il mio cuore a te, io apro il mio cuore a te per fare entrare in Re. Gesù, Re di gloria, io apro il mio cuore a te, Chi è Re di gloria? Chi è Re di gloria? Gesù, Gesù, Lui è il Re, Lui è il Re. Chi è Re di gloria? Chi è Re di gloria? Gesù, Gesù, Lui è il Re, Lui è il Re. Chi è Re di gloria? Chi è Re di gloria? Gesù, Gesù, Lui è il Re, Lui è il Re. Chi è Re di gloria? Chi è Re di gloria? Gesù, Gesù, Lui è il Re, Lui è il Re. E da Lui grazie a Lui, e per Lui sono tutte le cose. Perché da Lui grazie a Lui, e per Lui sono tutte le cose. Facciamo assieme perché da Lui. Perché da Lui grazie a Lui, e per Lui son tutte le cose. Ancora una volta. Perché da Lui grazie a Lui, e per Lui son tutte le cose. Chiediamo a Lui. A Lui la gloria, a Lui la gloria, a Lui la gloria.
profonde ricchezze, il conoscere il sapere di Dio, incommensurabile suoi giudizi e le sue vie. Che profonde ricchezze, il conoscere e sapere di Dio. Dichiara incommensurabile. Incommensurabile suoi giudizi e le sue vie. A lui la gloria, a lui la gloria, a lui la gloria, e sempre a me. A lui la gloria, a lui la gloria, a lui la gloria, e sempre a me. A lui la gloria. A lui la gloria, a lui la gloria. Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, si manifesterà. Dichiari Yahweh. Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, si manifesterà. Si sente tua gloria in mezzo a noi, grandi cose stanno arrivando, inizia il sovrannaturale. Si sente la tua gloria in mezzo a noi, grandi cose stanno arrivando, inizia il sovrannaturale. Sentiamo Yahweh. Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, si manifesterà.
se l'adori lui si manifesterà, se lo cerchi lui si manifesterà, se lo cerchi lui si manifesterà. se l'adori, Se lo adori lui si manifesterà, se lo chiami lui si manifesterà, se lo cerchi lui si manifesterà. dichiari Yahweh si manifesterà, Cire si manifesterà, Rafa si manifesterà, si manifesterà, Yahweh si manifesterà, Cire si manifesterà, Rafa si manifesterà, si manifesterà. Elohim Shaddai Jireh Adonai si manifesterà. Lo inviteremo per fare entrare in Re, Gesù, Re di gloria. Io apro il mio cuore a te, io apro il mio cuore a te per fare entrare in Re, Gesù, Re di gloria. Io apro il mio cuore a te, io apro il mio cuore a te per fare entrare in Re, Gesù, il Re di gloria. Io apro il mio cuore a te, io apro il mio cuore a te. Per fare entrare in Re, Gesù, Re di gloria. Io apro il mio cuore a te, per fare entrare in Re, Gesù, Re di gloria. Io apro il mio cuore a te, chi è? Chi è? Re di gloria, chi è? Re di gloria, Gesù, Gesù, lui è il Re, lui è il Re. Chi è? Re di gloria, chi è? Re di gloria, Gesù, Gesù, lui è il Re, lui è il Re. Ti ringraziamo, Signore, che abbiamo l'opportunità di essere qui, Signore, e dare il tuo santo nome. Che il Signore possa continuare a parlare, Signore, a manifestarsi, Padre. Vogliamo, Signore, sentire la tua voce, Padre. Vogliamo un vero cambiamento, Signore, del nostro cuore, Signore. Possiamo capire, Padre, ogni giorno, Signore, come arrivare più verso di te, Signore, come essere più simile a te, Signore. Che il Signore possa veramente manifestare il tuo potere, Signore. Possa manifestare la tua parola, la tua voce dentro delle nostre vite, Signore. Ti chiediamo, Padre, da continuare, Signore, qui, Signore, con il tuo Spirito Santo, con la tua presenza, Padre. Per questo tutto, Signore, tutto che hai fatto, tutto che farà, Signore, ti ringraziamo e lodiamo il tuo santo nome, nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Pastore Caio, adesso è il tuo momento. Adesso no, e adesso no, e adesso no ancora. Cambio.
Provo, adesso sì. Ok. Più o meno quanti versetti ci sono nella Bibbia? Quanti versetti ci sono? Più o meno. Più di 40? Circa 31.000, ok? Júnior, tu sapevi la predica di oggi o no? Fino a mercoledì io avevo scelto questo brano tuo. Mercoledì ho cominciato a cambiare il messaggio. E oggi Júnior comincia con quello testo che ho tolto. Abbiamo cantato che si manifesterà il Re di Gloria qua. È molto interessante, quando Júnior ha cominciato la meditazione io pensavo, ma è questo testo che io dovevo predicare. E ho tolto nell'ultimo momento pensando, no, io userò questo testo per un'altra predica nel futuro, perché c'è una ricchezza molto grande. E ho tolto questo versetto e ho pensato, no, userò un altro testo. E quando percepiamo che veramente c'è il Re di Gloria, Dio che si manifesta in mezzo a noi, e noi non possiamo trascurare le manifestazioni spirituali di Dio. La potenza di Dio esiste, Dio sta lavorando in mezzo a noi. E oggi vorrei camminare con voi in questo senso dove è la vostra fiducia, dove è la vostra sicurezza, dove è il vostro impegno, dove è il vostro amore e veramente quanto c'è questa attenzione vostra con la parola del Signore. Questa settimana o pastore Sandro mi ha dato un testo per meditare, mi sembra che è stato proprio ieri o oggi, che era il testo che nella parte dell'armatura che noi dobbiamo usare, che cos'è? La spada dello Spirito, che è la spada do Spirito, che è la parola di Dio. Ou seja, o Espírito Santo, o Espírito e a parola, tudo collegado, é sempre insieme, sempre insieme. E quando Jesus andava no deserto, era ali com a parola, era ali com o Espírito Santo. E quella mia preoccupazione tante volte è che i ragazzi, i giovani, stanno perdendo questa passione, questa sete, questa fame della parola del Signore. E è quello che noi vogliamo camminare questa sera. Salmo 119, 9 e 11. Che cosa dice? Come potrà il giovane rendere pura la sua vita, badando a essa mediante la tua parola. Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Nosso Padre, tu ti stai se manifestando, tu sei in mezzo a noi. E grazie, oh Padre, perché la tua presenza è con noi. E grazie alla tua grandezza, alla tua potenza, Padre, perché lo Spirito Santo está lavorando nel nostro cuore, nella nostra vita, e niente alla caso. È tutto per te e è con te. Grazie, Padre, perché vogliamo in questo momento camminare, guidati da questo Re di Gloria, Cristo Gesù, e lo Spirito Santo tuo, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Piccole domande qua, dove è la tua base di vita? Dove è la tua desiderio, la tua fame spirituale? È nella parola di Dio o no? Já stiamo nel quarto giorno oggi, 11 di gennaio. Quanti capitoli biblici tu hai letto in questo periodo? Quanti testi biblici tu hai letto in questo periodo? O meglio, quanti libri della Bibbia tu già hai letto in questo anno? Ossia, la mia misura spirituale, o mio desiderio per il Signore è basato se veramente sto leggendo la parola, se eu estou studiando la parola, se esiste un desiderio per questa parola. E se io non ho fatto è perché la mia priorità non è la parola del Signore, la mia priorità non è la presenza dello Spirito Santo e la mia priorità non è avere una vita pura, non è una vita consacrata al Signore. Perciò che la nostra gioia, la nostra libertà, la nostra ricchezza è avere questa parola del Signore viva nella nostra storia. O problema è che abbiamo tanti cristiani oggi che vivono una vita tiepida, deboli, senza gioia, senza allegria, hanno perso completamente quella gioia di servire il Signore e una vita che veramente sta rischiando una conoscenza del Signore e stiamo sostituendo la parola del Signore per tante altre cose. E la parola oggi è diventata tante volte un oggetto di decorazione, no? È un oggetto della nostra casa. Io sono sicuro che tu nella tua casa c'è 1, 2, 3, 4, 5 Bibbie. Può darsi che no tuo telefonino tu ce l'hai 5 versioni della Bibbia o di più, ma non serve questo. Io devo conoscere questa parola e inserire questa parola come stile della mia vita. E la mia preoccupazione tante volte oggi è che noi cominciamo a fare selezioni nella nostra storia.
cominci a sentire quello predicatore, andiamo a sentire no YouTube, c'è un predicatore così, e noi cominciamo a cercare il predicatore e non la parola. Noi cominciamo a cercare la persona e non la parola. E noi cominciamo a adattarsi più al predicatore e non la parola. E noi dobbiamo essere come i Beriani, di studiare, leggere la parola e ascoltare la predica di una persona e dire, penso che quella parte è lì, io penso che quella parte è lì, ma io devo avere conoscenza di questa parola e trasformare questa parola nel mio stile di vita. C'è un testo in 2 Timoteo 4,3 che dice così: infatti verrà il tempo che noi non sopporteranno la sana dottrina, ma per un prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie. Tu ce l'hai qualche predicatore preferito o no nella tua storia? Tu ce l'hai un predicatore preferito? E questo è rischioso. Perché mi piace, ok, io posso sentire una predica di un predicatore su YouTube, non c'è nessun problema. Posso andare na chiesa e sentire una predica di un pastore, non c'è nessun problema. Ma non è il mio preferito, non è il mio idolo. È la parola del Signore. E è su questa parola che io devo vivere, è su questa parola che io devo credere. E quello predicatore che parla, io devo sentire, è stata una bella predica, ma c'è 2 o 3 parole lì che non sono d'accordo con la scrittura. E lì io devo avere il ragionamento di sapere che io devo distinguere quello che la persona parla, e può darsi che ogni tanto sbaglia, ma io devo avere il discernimento della parola, ma io devo avere fame di questa parola. Non è l'opinione delle persone, è la parola. E tante volte noi ascoltiamo, ma io penso così, la mia opinione è così. È finito questo in Cristo Gesù. Che cosa dice la parola? Che cosa afferma la parola? 2 settimane fa eu ho parlato con una persona e questa persona mi ha detto, Pastore Caio, io ho fatto 5 o 6 traslochi nella mia vita. Uno è stato venuto a abitare qua in Italia, è rimasto con noi circa 1 anno e mezzo, 2 anni, dopo è andato a Dubai, dopo a Singapore, Dubai, oggi è in Tailândia. E proprio oggi ho parlato con lui. E lui mi ha detto, io e la mia moglie, di tutti questi traslochi, sempre abbiamo obbedito alla parola del Signore. Io so, Pastore Caio, tu sta prendendo uma decisão più importante della tua storia. E o meu conselho que te dou, não prende nessuna decisione se non c'è la parola del Signore che ti guida. E lui mi ha detto, abbiamo fatto diversi traslochi in questo ultimo periodo, ma io e la mia moglie sempre c'era un testo biblico che ci ha guidato. Tranne l'ultimo. E hoje nós siamo qua in Tailândia, Bangkok, e lui mi ha detto, mi sembra che c'è qualcosa che manca. E ho detto, è il periodo di ritornare in Italia, vieni qua in Italia che sarà bellissimo, no? Ma mi sembra che manca qualcosa. E oggi proprio c'era una riunione con il consiglio della chiesa e lui mi ha chiamato per un nuovo chiacchierata, no? E lui novamente mi ha parlato, Pastore Caio, io ti do 4 consigli per questa decisione. E alla fine ti darò un altro consiglio di questa decisione. Ti lascio 5 punti. E è stato veramente prezioso ascoltare tutti questi 5 punti. E lui mi ha detto, ma la parola del Signore deve rivelarsi a te e alla tua moglie e non prendi nessuna decisione se non è questa. Cara, la parola del Signore che cos'è? È Dio parlando con noi. Sa, è Dio parlando con noi. Tu comincia a immaginare che una persona importante, una persona che tu estima tanto, una persona, non lo so, un presidente, un calciatore, un cantante, che tu hai una grande ammirazione, puoi immaginare lui arrivando qua e dicendo, io vorrei parlare con te. E noi abbiamo Dio che sta parlando con noi. Perciò lo Spirito Santo, Dio, la parola, è questo che si rivela e parla, perciò che noi dobbiamo avere sete di scoprire questo Dio e la sua rivelazione per noi, e è Dio che ci guida, è Dio che trasforma, è Dio che inserisce i suoi desideri nella nostra vita, e se io vorrei avere una vita prospera, è questa parola. Ma tante volte noi stiamo sostituindo tutto questo per le persone, è la parola che è importante. Noi facciamo adesso un piccolo teatro qua in questo momento. Possiamo immaginare adesso se arriva Gesù qua a predicare? Chi di voi volete ascoltare Gesù parlando oggi? È nella parola. Vediamo. Pensiamo come che Gesù poteva parlare con noi. Come sarebbe Gesù in questo incontro?
Ecco la sedia, per favore. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno nei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia verrà fatta. Beati gli affamati, gli assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati voi quando vi perseguiteranno, vi maltratteranno e mentendo diranno le peggio cose su di voi. Beati siete voi, perché così hanno trattato i profeti e così hanno trattato le persone e i santi prima di voi. Voi siete il sale della terra. Or dunque, se il sale non è più buono per salare, con cosa lo si salerà? Verrà gettato a bordo della strada e verrà calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città illuminata non può essere nascosta in cima a una collina. Un candelabro acceso non viene coperto. Beati siete voi. Beati siete voi. Quando pregate non utilizzate grosse parole, non fate lunghi discorsi come fanno i pubblicani, ma siate semplici, siate veloci. Pregate così come vi dico. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, così in cielo come in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, così come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non indurci in tentazione, ma liberaci dal male. Tu è il regno, la potenza, la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Vi fu detto dai padri che dovete amare i vostri amici, odiare i vostri nemici, ma io vi dico, in verità, vi dico, amate i vostri nemici. Se qualcuno vi percuote una guancia, voi offritegli la guancia destra. Se qualcuno lotta con voi per la vostra tunica, offritegli anche il mantello. Se qualcuno di voi vi obbliga a fare un miglio, voi fate con lui 2. Io non sono venuto per abolire la legge. Io sono venuto per compierla. Io vi dirò che tutto potrà passare, ma non ci sarà un iota della legge che cambierà e che non si compierà attraverso di me. Io sono la porta. Io sono il buon pastore. Il ladro non viene se non per ammazzare, rubare e distruggere. Io sono venuto perché abbiate vita e l'abbiate in abbondanza. Il buon pastore dà la vita per le sue pecore. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno verrà al Padre se non per mezzo di me. Questo è Gesù. Lui si siede e parla, insegna. E questa è la parola del Signore che è stata predicata. Un Gesù che era seduto, parlava in modo mansueto. E la parola è stata ricca e preziosa e profonda per il nostro cuore. Ma possiamo immaginare anche se non era solo Gesù, se arriva in mezzo a noi Mosè. E Mosè arriva e anche lui viene a insegnarci ao stile di Mosè. E anche lui viene a predicare qua. Ascoltate Israele, la parola che il Signore ha dato anche nella mia vecchiaia. Dammi la tavola, figliolo, che non leggo bene. Il primo comandamento del Signore, tieni che pesa, figliolo, non avere altri dei al di fuori di me. Noi sappiamo che il Signore è uno e uno solo. Nessun idolo deve essere nei vostri cuori, neanche nel tuo, figliolo, neanche nel tuo.
non pronunciare in vano il nome del Signore. Girati che vedano, figlio. Il nome del Signore è sacro e dobbiamo parlarne con onore, ma non solo verso Dio, ma anche verso gli altri, i nostri piccoli, nel nostro popolo. Bisogna trattare con rispetto. Che io legga, figlio. Ognuno di noi ha un padre, ognuno ha una madre, e il Signore ti comanda, onora loro, onora tuo padre e onora tua madre, onori i tuoi genitori, figlio. Fai sì con la testa. Bravo figlio, bravo figlio. Non uccidere, comanda il Signore. Sembra semplice, non lo è. Quando manca la pazienza mancano tante cose. E un'ultima cosa, visto che tanta gioventù è qui riunita, non desiderare la donna d'altri. E alle donne dico, vale anche per voi, non desiderate l'uomo d'altri, non fate le furbe. Parola del Signore. Chi era Mosè? Un vecchietto? Balbettava? Possiamo dire che lui non era proprio un balbettava perché non conosceva bene più la lingua egizia, ma lui poteva essere una persona che balbettava. Ma lui parlava la parola del Signore. Será que nós jovens vogliamo sentire un vecchietto che balbetta e pronuncia la parola del Signore per 2 ore, 3 ore? Será che siamo pronti a questo? È più prezioso questo vecchietto o più preziosa la parola? È più prezioso l'uomo o la parola? È quello che dobbiamo assorbire. Perché anche c'è un personaggio che può arrivare qua e può immaginare se arriva Paulo qua. Come era Paulo? E sicuramente Paulo ti darà tanto insegnamento. Dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli, come è giusto, perché la vostra fede cresca in modo eccellente e l'amore di ciascuno di voi, tutti per gli altri, abbonda sempre di più, in modo che noi stessi ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio, a motivo della vostra costanza e fede in tutte le persecuzioni. Dopo 3 ore? Essi saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto, perché la nostra testimonianza in mezzo a voi è stata creduta. Dopo 5 ore? Ed è anche a quel fine che preghiamo continuamente per voi, affinché il nostro Dio vi ritenga degni della vocazione e compia con potenza ogni vostro buon desiderio e l'opera della vostra fede, in modo che il nome del nostro Signore Gesù sia glorificato in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e Signore Gesù Cristo. E quando o sole já comincia a spuntare sull'orizzonte? Ma noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione nello Spirito e la fede nella verità.
Così dunque, fratelli, state saldi e ritenete gli insegnamenti che vi abbiamo trasmessi sia con la parola sia con una nostra lettera. Ora lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio nostro Padre, che ci ha amati e ci ha dato per la sua grazia una consolazione eterna, una buona speranza, consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni opera buona e in ogni buona parola. Per il resto, fratelli, pregate per noi, perché la parola del Signore si spanda e sia glorificata come lo è tra di voi, e perché noi siamo liberati dagli uomini molesti e malvagi, poiché non tutti hanno la fede. Ma il Signore è fedele ed Egli vi renderà saldi e vi guarderà dal maligno. A vostro riguardo abbiamo questa fiducia nel Signore, che fate e farete le cose che vi ordiniamo. Il Signore diriga i vostri cuori all'amore di Dio e alla paziente attesa di Cristo. Fratelli, vi ordiniamo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo che vi ritiriate da ogni fratello che si comporta disordinatamente e non secondo l'insegnamento che avete ricevuto da noi. Infatti voi stessi sapete come ci dovete imitare, perché non siamo comportati disordinatamente tra di voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di nessuno. Grazie, Paolo. Se qualcuno ti invita per ascoltare l'Apostolo Paolo per 3 ore in questo modo, ma lui ha predicato la parola, la vera parola, tu credi in questo? E adesso vediamo l'ultimo personaggio che arriva. E arriva Apollo qua in mezzo a noi. C'era Apollo anche. Vediamo questo Apollo. Chiesa, buonasera Chiesa. Ma siamo una chiesa carica, piena di giovani, di ritorni per fare quello che dicono. Noi siamo qua con l'energia che viene dal Signore. Sì, noi non siamo una chiesa di vecchi, di mummie, in cui si parla di roba morta e di polvere. Noi siamo pieni di energia, pieni di grinta. Sì o no? Siete giovani o siete vecchietti voi? Siete vecchietti. Devo distribuire i pannoloni. Oh, perché voi vedete, questa è una chiesa piena, una chiesa benedetta. È una chiesa piena come le tasche. Tasche piene sono tasche benedette. Voi pensate qualcuno viene qua a dirvi no, è tutto per grazia, non serve niente? Sono balle. Quello che conta, ragazzi, è il contante. Sono le case grandi. Il Signore vi ama, allora avete la villa, allora avete il Maserati. Io ce l'ho il Maserati perché il Signore mi ama. Tu non hai il Maserati? Vai a confessarti, fratello. Sei nei guai. Ma tu pensi che basti quello? Ma Signore, sono pieno di denaro. Ma il denaro si ferma, no? Il denaro è come il sangue. Il denaro è come il sangue, deve scorrere ovunque. Qua, le casse della chiesa, le chitarre. Chi è qua chitarrista? Le chitarre sono gratis? Non sono gratis. E io vi dico, a voi pensate, ma tanto c'è l'amore. Vi hanno detto tante balle, ragazzi, perché quando arriverete lì su in paradiso vi faranno vedere lo scontrino. Vi faranno vedere lo scontrino. Quanto hai donato alla chiesa? 10.000 euro, vai in penultima fila. Hai donato 1.000.000 di euro, vieni qua, vieni accanto a Gesù. Tu hai comprato le chitarre, hai comprato le ville. Il pastore è andato in un viaggio ultra strafigo con un jet privato. Questo, ragazzi, questo che conta, le vostre donazioni. Pensate che siete gratis in paradiso? Sono tutte bugie, dovete meritarvelo, dovete sudarvelo. I pastori vanno in paradiso, voi seduti, forse la lode perché metto una buona parola io, ma voi seduti, meglio che iniziate un corso per diventare pastori, ragazzi.
E un'ultima cosa, il Signore questa sera mi ha dato una visione, questa notte ho avuto un sogno, Lui mi ha parlato, mi ha detto Apollo, alzati, ho un messaggio per la tua Chiesa. E il messaggio per la Chiesa è che i 3 migliori donatori di oggi saranno in paradiso questa settimana. Se ci sono ritardi, la prossima 3 donatori, i più alti, mi raccomando, venite qua, portafoglio aperto, benedizione di Dio, pa. Questa, ragazzi, è la vita, è un mondo difficile. In paradiso la porta è stretta perché la tasca è stretta, tasca larga, porta larga. Che il Signore vi benedica, grazie. Ok. Che cosa impariamo con questi personaggi? Grazie. E tante volte noi vogliamo questo simpatico Apollo, e dopo c'era Priscilla e Aquila che ha preso Apollo. Calma, la predica non era così, l'insegnamento non è così. Ma noi vogliamo questo, no? E noi stiamo perdendo quello che è fondamentale, è la parola. Noi dobbiamo stare attento a quello che si predica. Noi dobbiamo stare attento ai predicatori. Noi dobbiamo conoscere veramente quello che o Signore vuole insegnarci e trasformare la nostra vita. E è la sua parola. Perciò la eloquência di una persona, a che cosa serve se non c'è la parola? E tu mi dirai, ma io preferisco quello che ha detto l'Apostolo Paulo, ma qual è l'eloquência di Apollo? Io non sono qua per scegliere. È il Signore che mi dona le persone che devono predicare la parola sua. Perciò noi vediamo oggi una generazione che sta abbandonando la parola perché sta cercando dei movimenti, sta cercando di azioni, sta cercando dei fatti. È la parola, la ricchezza della parola. Io posso confessare, è molto difficile ascoltare un Paulo qua, leggendo una parola e rimane tutta la sera là in quella città, fino a che un ragazzo cade dalla finestra, perché ha dormito nella sua predica, ma io preferisco ascoltare quello che c'è contenuto. E è interessante che è successo nella storia un momento dove la parola di Dio è stata lasciata nel Tempio e si è stata dimenticata. Chi si ricorda di questo momento? Está in Seconda Crônica, capítulo 34, 21. Andate e consultate il Signore per me, per ciò che rimane di Israele e di Giuda. Riguarda le parole di questo libro che si è trovato, perché grande è. Che cosa dice dopo? L'ira do Signore. L'ira do Signore in quel tempo esisteva e l'ira do Signore que hoje existe. E se nós estamos trascurando a parola do Signore, ou tu pensa que a ira do Signore não viene? Ah, meu Dio è un Dio d'amore. È un Dio d'amore. Apollo poteva predicare in questo modo. Ma Dio di ira esiste. E c'è. L'ira anche c'è nel Nuovo Testamento. Ossia, l'ira di Dio è quando noi trascuriamo la parola e abbracciamo le cause che non sono nella parola del Signore. Grande è la ira do Signore che si è riservata su di noi, perché i nostri padri non hanno osservato la parola del Signore e non hanno messo in pratica tutto quello che è scritto nel libro. E tante volte nós stiamo trascurando la parola. Come ho detto all'inizio, quanto tu hai letto la parola del Signore questa settimana? Quanto tu hai letto quest'anno? Quanto tu hai messo in pratica di quello che era diverso per te? Ah, não, eu só messo in pratica quello che per me io ho dato. No, come ha detto Samuel, Samuel de Jesus, eu sono sale, eu sono luce di questo mondo. C'è qualcosa di nuovo per la gente, ma io devo essere trasformato. Seconda Crônica 34, 19, e eu penso che questo si deve passare nella nostra vita sempre. Quando il re udì le parole della legge, che cosa fece questo re? Si stracciò le vesti, si è andato per terra, si è umiliato. Quando nós stiamo leggendo la parola do Signore, è questo l'atteggiamento di ravvedimento. Umiliar-se davanti alla parola. Quante volte eu non ho perdonato un fratello? E la parola dice perdona. Quante volte io ho abbandonato il mio nemico, ma dice che io devo amare. Quante volte che mi hanno mi chiesto qualcosa, eu ho detto no, ma io devo donare non solo la camicia, anche la giacca, il mantello. Quante volte la parola do Signore dice Caio, e la ira do Signore si manifesta. Eu devo leggere la parola per essere confrontato con questa parola e essere cambiato e trasformato. Perciò eu devo seguire questa parola do Signore, perché la parola do Signore è vita per me. Ou tu pensa que tu já sei arrivato
ao livello più alto della tua conoscenza della parola. Se tu pensa che sei arrivato, eu só posso dirti una cosa. O cielo está te aspettando adesso. Ciao, ciao. Se tu já sei arrivato ao livello di perfezione, ciao, ciao. Oppure, non lo so, se tu sei veramente convertito. Perché noi abbiamo bisogno di crescere tanto. Perciò io devo adattarmi a questa parola, eu devo cambiare il mio modo di pensare, eu devo cambiare il mio agire, eu devo cambiare il mio decidere, eu devo approfondirmi in questa parola che sembra che anche è pesante, ma non è pesante perché è vita. L'agire di Dio verrà e Dio vuole trasformare la nostra vita nella sua parola con lo Spirito Santo. La parola del Signore provocherà fortissimo dolore nella mia vita. E se non produce dolore nella mia vita, non sta producendo vita in me. É a parola do Senhor que é vita, e é o Espírito. O quanto nós dobbiamo avere sete e fame di questa parola, ma oggi noi siamo stati attirati da tante le altre cose e abbiamo trascurato la parola, e l'ira do Signore si manifesta. Eu vorrei finire con l'ultimo testo que está em Lucas 16, 27 e 31. E qua è una storia che noi già conosciamo, e dice così: ed ele disse, ti prego dunque, o Padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli, qua o rico e Lázaro, ho 5 fratelli, affinché attesti loro queste cose e non vengano anche loro in questo lungo luogo di tormento. Abraamo disse, hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli. Ed ele, no padre Abraamo, ma se qualcuno dai morti va loro, se ravvedranno. Abraamo rispose, se non ascoltano Mosè e i profeti, non lasceranno persuadere, neppure se uno dei morti risuscita. Quello che Dio ti ha dato sono dei pastori, dei leader, dei responsabili che predicano la parola. Non c'è scusa. Perciò arriverà un momento che non possiamo dire, ah, ma se, non c'è ma se. È adesso. Mettete in pratica la parola del Signore, la potenza della parola del Signore nello Spirito Santo. E è questa parola che trasforma la vostra vita. Tu hai bisogno di essere trasformato? Nessuno? Yes, amém. Tu hai bisogno di una trasformazione profonda? È nella parola. Ascoltate questa parola. Mi piace tanto il Salmo numero 1 che dice, quando io medito nella parola, quando assorbisco questa parola, è lì che io prospererò. O prosperare è quando la parola è vita per me. Altrimenti la mia vita sarà una rovina. A parola di Dio deve essere rispettata e vissuta come il valore più alto della mia vita. Non c'è valore più alto che non è la parola del Signore. Perché nella parola del Signore c'è la potenza di Dio. E è questa parola nella potenza di Dio che trasforma la mia vita. Preghiamo. Umiliar-se davanti alla parola del Signore. Umiliar-se davanti alla grandezza del Signore. Umiliar-se quando o Signore mi dice perdona e io non perdono. Umiliar-se quando o Signore dice abbracciare tuo fratello e quando io non vorrei abbracciare. Umiliar-se quando eu devo dare un regalo a un nemico mio. Io non vorrei dare un regalo al mio nemico. Umiliar-se quando eu devo sottomettermi a una persona e io non vorrei sottomettermi a una persona e la parola dice sottomettiti sì. Umiliar-se quando io devo seguire e credere per fede nella potenza del Signore. Umiliar-se quando eu devo sentire che la parola del Signore veramente è la potenza di Dio che trasforma la mia vita. Umiliar-se davanti alla grandezza del Signore. È quello che il Signore mi insegna. Perciò stracciare le mie vesti è quando io riconosco che ho abbandonato questi valori eterni, questi valori della parola del Signore. Abbiamo visto qua 4 esempi e tanta volta abbiamo pensato, ah, ma questo Paolo, ma era questo Paolo che c'era la ricchezza della parola. Ah, ma Gesù seduto, ma era questo Gesù che c'era la preziosità della parola. Ma questo vecchietto che balbettava, ma è lì che c'era la parola del Signore. È lì che il Signore mi dona delle persone che tante volte io penso che non può venire niente da lì, ma è da lì che viene la potenza della parola del Signore. Non sono io che devo giudicare chi deve portare la parola a me. È il Signore che già mi ha donato delle persone per insegnarmi. E tra poco noi andremo nei nostri piccoli gruppi. È lì che quella persona sarà rivestita dalla potenza di Dio
per insegnarmi i principi della potenza della parola del Signore. Nostro Padre, che questa generazione qua possa essere diversa, per cambiare una Italia, cambiare una Treviso, cambiare un Veneto, Padre, in modo che questo gruppo di giovani possa veramente umiliarsi davanti alla tua potenza, umiliarsi davanti, Padre, la tua grandezza e sentire che nella tua parola, Padre, c'è vita. Nel nome di Gesù, Padre, che questa generazione possa avere fame e sete della tua parola. Che così sia, Padre, nel nome di Gesù. Amém, Signore. Amém? Può dire a tuo fratello, a tua sorella, a tuo fianco vicino a te: ah, abbia fame della parola, mangia questa parola, leggi questa parola, medita su questa parola, assorbisci questa parola, permette che questa parola trasformi la tua vita. È la parola del Signore che è la potenza di Dio. Amém? Qual è la canzone? 3, 2, 1, eh? La parte migliore. Prezioso Gesù, eccomi ai piedi tuoi. Cosa potrei mai offrirti per tutto ciò che sei? Tutto ciò che io ho, io verso ai piedi tuoi. Non importa quanto è costato, Gesù, il tuo valore è io ho trovato il bene più prezioso, io ho trovato il mio tesoro, io ho trovato il bene più prezioso. Gesù, amo il suono della tua voce, le tue parole sono più preziose del più dolce miele. Tutto ciò che io ho, lo verso ai piedi tuoi. Non importa quanto è costato, Gesù, il tuo valore è maggiore. Io ho trovato il mio tesoro, io ho trovato il bene più prezioso, io ho trovato il mio tesoro, io ho trovato il bene più prezioso. Come Maria. Come Maria che stava ai tuoi piedi, le dicesti che questa è la parte migliore, che giammai sarà rimossa. Come Maria che stava ai tuoi piedi, le dicesti che questa è la parte migliore, che giammai sarà rimossa.
sentite? Sì. Solo alcuni avvisi. Sabato 25 gennaio avremo il nostro culto, poi ci sarà una sessione cinema, faremo il nostro Aga Movie. Poi sicuramente le altre informazioni, faremo anche qualcosina di diverso, le altre informazioni ci saranno più avanti anche sui social, quindi prendete nota, il 25 dopo il nostro culto faremo una sessione cinema. Poi il 26 gennaio, la domenica, assemblea ordinaria per tutti i membri della Chiesa alle ore 13:30 e poi la seconda chiamata alle 14. Perciò se siete membri della Chiesa Agape, assemblea domenica 26. I piccoli gruppi stasera, i preadolescenti con Maggie e Joshua. Ho visto che c'era Maggie. Dove sei, Maggie? Maggie. Gli adolescenti, le ragazze con Liziani, i ragazzi stasera con me, giovani, le ragazze con Marzia e i ragazzi con Paolo. Va bene? Ultima cosa, vieni qui ragazzo. Mercoledì? Quarta fede, mercoledì Pedro andrà via, torna al Brasile, ci lascia. Non era questo che avevamo. E perciò l'ultimo sabato che è qui con noi, puoi dire qualcosina? No? No, niente, volevo solo ringraziare la Chiesa e tutte le persone che sono qua, che in un modo o nell'altro mi hanno sostenuto in ogni cosa che abbiamo fatto qua in Chiesa, principalmente al gruppo di Lode, che siamo stati sempre insieme in tanti momenti, grazie ai pastori che sono sempre stati al mio fianco e anche alle altre persone, quindi grazie, basta. Pedro, ho avuto l'opportunità di conoscerlo meglio nel periodo che eravamo in Portogallo. È stato un momento molto bello per tutti noi che eravamo lì e ho avuto il piacere di poter conoscerlo meglio. Dispiace che vai via, facciamo una preghiera. Grazie Dio che ti chiediamo, Padre, che tu sia con la vita di Pedro. Tu sicuramente sai cosa è meglio per noi, che tu possa guardarlo, guidarlo, portarlo in sicurezza, che lui possa essere luce in quel momento che sarà lì in Brasile, in quel periodo. Non sappiamo se per sempre, ma tu hai la tua opera, Padre, e che lui possa fare la differenza sia qui in Italia sia in Brasile, dove vuole tu, Signore, che tu possa essere sempre al suo fianco e che lui continui a seguire i suoi passi. È questo che ti chiedo, in nome di Gesù. Amen. Buon ragazzi, dopo questo bello momento voglio invitarvi a cantare l'ultima canzone, che possiamo spostare le sedie e fare con gioia che il nostro fratello sta tornando al Brasile, purtroppo dico per me e per tutti quanti. Allora per questo vi invito a cantare con gioia e con allegria la nostra ultima canzone,
è proprio fare di questo momento un momento speciale per Dio. Siete pronti? Vento soffia forte, in acqua io non affogherò. Il vento soffia forte, e le tue mani sono al sicuro. Soffia forte, in acqua io non affogherò. Il vento soffia forte, e le tue mani sono al sicuro. Non mi guida quello che vedo, ma seguo solo quello che credo. Non sto guardando alle circostanze, E guardo al tuo amore. Sentiamo! L'allegria del Signore è la nostra forza. 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 Vento soffia forte, in acqua io non affogherò. Il vento soffia forte, nelle tue mani sono al sicuro. Non mi guida quello che vedo, ma seguo solo quello che credo. non sto guardando alle circostanze, Io guardo al tuo amore. L'allegria del Signore è la nostra forza. 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 Questa allegria non può mai finire. Questa allegria non può mai finire. Questa allegria non può mai finire. Dentro al nostro cuore l'allegria del Signore, la nostra forza. L'allegria del Signore è la nostra forza. L'allegria del Signore è la nostra forza. L'allegria del Signore è la nostra forza. Solo la Chiesa. L'allegria del Signore. Adesso cantiamo assieme. L'allegria del Signore è la nostra forza. L'allegria del Signore è la nostra forza. Amen, lodiamo il nostro Signore con gioia e con allegria. Piccoli gruppi, ragazzi.